nei confronti dei peccatori un atteggiamento molto preciso. Non era debole nel giudizio, cioè non mi ha detto brava, guarda che non è niente, ha detto ti perdono, non farò più. E addirittura a volte bastava incontrarlo, non c'era neanche bisogno che lui si pronunciasse, come è accaduto a Zaccheo. Zaccheo che era quello che appunto uno direbbe un mafioso della sua città, sente dire che arrivava questo grand'uomo, si incuriosisce e sale sul sicomoro, perché, o perché era un po' piccolino o perché non si voleva far vedere in giro, questo non è stato chiarito. Però Gesù non aveva paura del fogliame, evidentemente lo vede e gli dice scegli il momento perché voglio venire a mangiare anche se tu. Un peccatore, una persona odiata dalla popolazione, che sente questo grande uomo che dice, e gli fa un onore, perché andare a mangiare con Gesù era un onore, si sente già giudicato, scende e dice prometto, restituirò quello che ho rubato, anzi darò molto di più di quello che ho portato via. Cioè cambiato dal semplice incontrarlo, senza bisogno neanche di una reprimenda o di una... stare di fronte alle altre persone sapendo che il Signore ci dona continuamente il perdono, anche a noi stessi. In questo modo, insomma, Zaccheo per noi è un grandissimo insegnamento, che quando incontriamo una cosa vera siamo i primi a voler cambiare. Zaccheo. Sachez